Il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi è effettivo e siamo stati qui in stazione a Padova per cercare di capire se i padovani e le persone che transitano rispettano o meno l'obbligo della mascherina anche all'aperto. La mascherina è obbligatoria all'aperto da oggi oppure Sì, no? sì, io so che è obbligatorio. Penso sia utile sperare di non prendere niente. Sì, sì. Siamo molto scrupolosi per il bene nostro e degli altri. Ecco, ne stavamo parlando proprio adesso. Lei cosa ritiene che sia stata una misura corretta? Molto, sì. Sì, sì, lo troviamo civile, diciamo. Per la salvaguardia nostra e degli altri. Io temo anche la vicinanza con le altre persone, forse sono esagerata, ma è meglio prevenire. Il momento è questo e dobbiamo Il momento è adattarci. questo, dobbiamo accettarlo. All'esterno e all'interno per motivi di lavoro lo utilizziamo, la mettiamo anche bene perché deve stare sopra il naso e quindi prendiamo questa disposizione ministeriale finché non sarà finita questa emergenza. E poi effetto telecamera, c'è chi ricorda subito l'obbligo. Sì, è obbligatoria. Sì, Lei sì. stava parlando al telefono prima. Esatto. Quando si corre in bici, ha capito come funziona? Secondo me no, non serve, non si usa. E neanche se fai un sport all'aperto. Ci sono giovani molto responsabili, come queste ragazze, che non essendo congiunte raccontano di aver tenuto la mascherina all'aperto anche nei giorni scorsi. A qualcuno invece il nuovo decreto è sfuggito. Io mi sono tolta il problema perché sono già stata positiva, quindi però per tutti sì, secondo me sì, anche all'aperto, magari quando ci sono troppi assembramenti, tipo in quel caso là sì, così no.